Per tutti coloro che hanno chiesto un nuovo anno sempre più ovale, non poteva iniziare nel miglior dei modi questo 2016. Calvisano Rovigo, una partita, un nuovo allenatore per Rovigo, 2 nuovi stranieri per Calvisano, 1000 e più motivi per vivere 80 minuti che più che il primato alimenteranno la sfida che negli ultimi 4 anni hanno fatto perdere il sonno a centinaia di tifosi. Florin Vlaicu, nuova mediana per Calvisano con Vlaicu e Surugiu, 2 rumeni. Parte il numero 10 rumeno, sembra a lato, lui che è praticamente il top scorer della nazionale rumena. Silva, probabilmente è lungo per Bernini, entro i 15 metri, la giochiamo. Roscoe McCann, messo giù da Costanzo, un grande placcaggio sullo scozzese, ancora problemi però nel punto di incontro. Come dicevi tu prima, la differenza di peso in prima linea si è già fatto sentire nelle scordinate. Intanto 3 punti per il Rovigo di Silva in fondo. Tush purtroppo viene recuperato il pallone da Morelli, rimessa laterale persa al Rovigo. Vediamo se riesce la difesa rossoblù a sistemarsi. Ancora Costanzo, ancora un problema di Costanzo nel punto di incontro. L'estremo di Ceres prova il calcio, la potenza c'è, e voilà, la direzione pure. 6-0 Rovigo. Ridotto tempo a disposizione per Joe McDonald e non è un grande inizio per Vlaicu. Attenzione ora, perché questa rimessa laterale sui 5 metri del Rovigo potrebbe essere veramente una ghiotta opportunità per i bresciani di andare in meta. Conquista avvenuta, spinta del pacchetto, attenzione perché siamo proprio quasi a ridosso della linea di meta. Avanza Calvisano, avanza in maniera importante Calvisano, organizzatissimo il pack. Eccola lì la meta. No. Meta tecnica Calvisano. Ai. Avanti, portano la prima meta. Cavalieri va giù subito, però c'è l'impostazione dei propri avanti che cercano di trovare. Questa sarà una meta del Calvisano, sì. Andrea, questa è meta del Calvisano. Sì, meta Calvisano. Sì, perché sono 2 mete prese concesse con troppa facilità. Tanto parte Vlaicu, l'apertura rumena. Sicuramente ha un buon piede. Stefan Basson fa guardia. Vediamo Stefi cosa decide. Decide di correre lui. Anche lui è una corsa orizzontale. Gulo Zanini, muoviamo l'ovale. Lucio Rodriguez cerca di saltare. Mamma mia che rischio. Vai Rosco. Placcato da Susio. Il sostegno di Denis Majstorovic. Diretto su Surugiu. Non viene messo fuori. Un grosso rischio di Lucio Rodriguez che ha innescato però Rosco. Calvisano sicuramente indisciplinato a questo punto d'incontro. Vediamo qui con Perry John Parker. Ottima quinta fase del Rovigo adesso su questo setup centrale. Dai Rovigo che abbiamo la superiorità numerica. Era buono. Peccato. La concentrazione di Stefi. Parte lui in mezzo ai pali. 12-9. Il signore con la maglia numero 20 non si tira mai indietro. E stavolta Vlaicu la meta. Anche lui per praterie. Altro setup centrale per il rossoblù. Cambia tutto Frati sull'altro lato. Rodriguez a esplorare, lato chiuso. Majstorovic. Però il pallone è recuperato ora da De Jager al piede. Scaraventa nella metacampo del Rovigo. Pericolo scampato per Calvisano. Se in possesso Lucio Rodriguez. 10 secondi alla fine del tempo regolamentare. Nell'area dei 22. E Rodriguez, attenzione perché tutti i giocatori del Rovigo in fuorigioco. Giovannicher che non poteva placcare. Regaliamo il possesso a Calvisano ancora. Comunque, è finito il match. Match è finito. Vediamo se Rovigo riesce a rubare il pallone e a inventare. Ma Surugiu scaraventa la palla fuori. A te Andrea. Finisce la partita qui al San Michele.